Ben ritrovati cari telespettatori con i nostri ospiti. Oggi vi spiegheremo un'iniziativa del sindacato della CGIL di raccolta firme particolarmente significativo. Parliamo di salute, di sanità, parliamo però anche di appalti e quindi di lavoro. È un momento importante, dovete seguirci, è molto semplice la raccolta firme perché poi capirete anche bene come si svolge, come se ne sono svolte anche in passato, sia in modo digitale, quindi da casa, ma anche mettendo la firma al banchetto del sindacato, che poi troverete, i banchetti troverete e trovate già in giro. Allora vi presento i nostri interlocutori. Giacomo Vendrame, ben ritrovato. Grazie. Segretario SPI CGIL del Veneto. Sì. E Maurizio Ferron, segretario CGIL del Veneto. Grazie anche a lei. Voi, buongiorno a tutti. Come mai, spieghiamo un po' le origini, cominciamo con lei segretario, di questa idea di raccogliere le firme e che cosa serve? Perché quando si parla di raccolta firme tanti pensano al referendum, no. No, nel senso che è una legge di iniziativa popolare, quindi noi proponiamo per i due argomenti, quindi salute, sanità come è stato detto e appalti, due leggi. È previsto dalla Costituzione, bisogna raccogliere delle firme, bastano 50.000, ma noi ci poniamo obiettivi ben più ambiziosi da questo punto di vista, per fare in modo che il Parlamento poi possa o debba, dal nostro punto di vista, discutere dei temi che noi proponiamo. Quindi una proposta organica, perché sono proprio delle leggi articolate come è giusto che sia, per andare incontro a quelli che sono i bisogni delle persone dal punto di vista della salute, per quanto riguarda la legge di iniziativa popolare sulla appunto salute e sanità, e per quanto riguarda invece il sistema degli appalti, per quanto riguarda gli appalti, scusate il gioco di parole. Quindi sono delle proposte concrete che vanno nella direzione di invertire una tendenza degli ultimi anni che, diciamolo così, ha perso l'obiettivo di mettere al centro di alcune norme, di alcune leggi, la persona, perché se c'è un tema uguale per due argomenti che tra l'altro sono anche molto differenti, appalti e salute, è che noi vogliamo riportare al centro la persona con i suoi bisogni, che sia appunto una persona sotto il profilo del diritto della salute o che sia un lavoratore che magari lavora nel sistema delle appalti, ma poi, come avrà modo Maurizio di spiegare molto bene, non riguarda solo quegli specifici lavoratori che lavorano all'interno delle appalti. Quando parliamo di appalti parliamo soprattutto di sicurezza. Sì, ma non solo, anche di qualità del lavoro, aspetti contrattuali. Adesso entreremo nel merito. Parliamo proprio di lavoro a 360 gradi. Perfetto. Allora, un'iniziativa che prevede, come lei accennava, un discorso di una legge abbastanza articolata, quindi non è soltanto dire sulla salute, salute per tutti, no, ci sono delle... No, noi proponiamo proprio un testo in articoli, noi vogliamo raccogliere 50.000 firme, tra l'altro proprio da oggi parte la raccolta firme che, come dicevi anche tu, potrà essere digitale per chi ha la possibilità di farlo attraverso SPID, CIE e via dicendo. Nel sito del Ministero della Giustizia basta che si cerchi appunto le leggi di iniziativa popolare e andare a cercare quello sul diritto alla salute, come noi proponiamo, o appunto quello sugli appalti, si può firmare digitalmente, ma tra l'altro da domani come CGIL, come sindacato, metteremo in campo, sì, sul sito ci saranno tutti i riferimenti, ma mettiamo anche in campo i banchetti, la raccolta firma fisica, perché oltre a poter raccogliere le firme appunto sui moduli predisposti e poterle poi depositare per proporre questa legge, è anche un modo per incontrare le persone e quindi, al di là della trasmissione di oggi, poter interloquire con le persone direttamente, rispondere alle loro domande e spiegare le ragioni che stanno alla base delle nostre proposte. Perfetto, entriamo ancora sempre più nel merito e vediamo anche tra l'altro un'altra slide esemplificativa, perché ci sono diversi punti, come diceva, che sono estremamente interessanti. Innanzitutto rendiamo effettivo il diritto alla tutela della salute nel rispetto della Costituzione, della legge 833 del 1978, rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale e valorizzando il lavoro. Allora, andiamo a vedere. C'è una premessa importante, la legge di iniziativa popolare sulla salute non vuole riscrivere il sistema sanitario nazionale. Sarebbe una cosa improbabile. Perché in realtà, anche se in alcuni aspetti malconcio e poi, come vedremo, un po' sottofinanziato, in realtà il sistema sanitario nazionale vogliamo bene a questo sistema, non so come dire, ed è tra l'altro anche riconosciuto come uno dei sistemi a livello mondiale che tutto sommato ha
degli aspetti positivi. Qual è il problema principale? E io cercherò di sintetizzare davvero la proposta, che appunto è una legge e quindi molto articolata, ma per fare in modo che le persone capiscono che risponde, pur se una legge articolata, ai bisogni molto concreti delle persone. Uno dei problemi principali è che è sottofinanziato il sistema sanitario nazionale, cioè non ci sono le risorse per poter rispondere ai bisogni delle persone, che siano malati cronici, che ci siano per questioni di emergenze. Poi, come vedremo, c'è anche un punto sui tempi di attesa, quindi le liste di attesa e via dicendo. Uno dei modi per finanziare è che noi diciamo all'interno della legge che il livello ottimale, o perlomeno minimo, per poter ragionare di un sistema che funzioni è il 7,5% del prodotto interno lordo. Oggi purtroppo siamo sotto questa cifra, perché siamo al 6,3%, siamo in Europa tra i paesi che meno finanzia il sistema della salute, perché mi piace parlare più del sistema della salute da questo punto di vista. Ci sono paesi come la Germania che spendono oggi il 10%, la Francia ne spende il 9,5%, i paesi nordici tra il 7,5 e l'8,5%. Noi siamo pesantemente sotto la media europea e tra l'altro in peggioramento di anno in anno da questo punto di vista. Quindi noi diciamo un principio basilare, poi diremo anche su come troviamo le risorse per arrivare al 7,5, ma diciamo entro il 2030 arrivare al 7,5 come minimo, perché questo ci garantisce una base per poter rispondere ai bisogni delle persone che chiaramente hanno la necessità di andare in ospedale, di essere curati rispetto a una non autosufficienza e via dicendo. E ripartiti per le regioni come? No, noi sappiamo che il sistema sanitario ha delle differenze regionali molto importanti, però il finanziamento è di carattere nazionale, che poi viene ripartito nelle regioni. Quindi noi diciamo stabiliamo questo livello e poi distribuiamolo come avviene adesso, ma alziamo per tutti il livello da questo punto di vista, perché uno dei principali difetti dell'attuale sistema, e riguarda anche il Veneto, perché è vero che la sanità in Veneto rispetto a altri contesti nazionali può essere messa meglio, ma chiunque di noi che oggi abita in Veneto conosce bene le difficoltà nell'interagire col sistema della salute e della sanità, se ha avuto bisogno direttamente o per familiari anziani o per anche persone non autosufficienti. Uno dei problemi principali è che il nostro sistema ha carenza di personale, che siano infermieri, che siano medici. Noi pensiamo che lì si debba andare a investire, quindi con le risorse di cui sopra il 7,5 abbiamo la necessità di valorizzare chi lavora dentro il sistema sanitario, perché noi sappiamo c'è anche il meccanismo che molti medici e molti infermieri vanno da altre parti o nel sistema privato o addirittura vanno all'estero, perché oggi diciamo il mercato del lavoro è sicuramente più globale, un giovane si affaccia agli altri paesi con più facilità e quindi il rischio è che non lavori all'interno del proprio paese e quindi dia il contributo in un importante ruolo come può essere appunto un medico o un infermiere all'interno del nostro sistema sanitario nazionale o appunto nella nostra regione in Veneto. Quindi noi diciamo di valorizzare attraverso quelle risorse anche attraverso piani di assunzione straordinari, perché chiaramente oggi abbiamo la necessità di aumentare il numero di medici e il numero di infermieri e quindi uno degli obiettivi che si pone questa legge è esattamente questo. Quindi però non rientrerebbe nel 7,5% del PIL la spesa, questo? Noi diciamo che il raggiungimento di quel livello di spesa serve anche per in qualche modo investire nel personale e quindi nelle assunzioni, quindi noi ci poniamo quel livello perché permette l'assunzione del personale, che è il secondo punto fondamentale della nostra legge. Terzo punto, che è sempre dentro quel 7,5, è che noi abbiamo la necessità non solo di avere ospedali efficienti, ma anche una salute distribuita nel territorio. Che teoricamente con le opere del PNRR esattamente, solo che noi anche qui sappiamo che c'è un tema, scusate la brutalità, di muri, di strutture fisiche, ma poi c'è un tema che è quello di cui abbiamo appena parlato, di persone che lì dentro ci lavorano, perché la cura, la sanità, la salute si garantisce con persone che lavorano in quei settori, che ripeto siano infermieri, che siano in qualche modo medici, così come tutti quelli
quelli che lavorano all'interno del sistema della salute, perché poi ci sono gli amministrativi, ci sono tutti. Quindi un altro dei punti fondamentali, e devo dire che da questo punto di vista la pandemia l'aveva detto, la necessità di avere una presa in carico dei problemi più vicino possibile al territorio e alle persone, e quindi esistono già sulla carta le strutture per poter fare questo, gli ospedali di comunità e via dicendo. La necessità anche qui è di investire in maniera funzionale ed efficace a partire dal personale, come dicevo prima. È chiaro che con le risorse del 7,5% che dicevo prima garantirebbero anche l'abbattimento dei tempi di attesa, sulle liste di attesa, perché sicuramente c'è un tema di investimento in strutture e via dicendo, ma anche qui, e non è a caso, ritorna al tema che il principale motivo dei tempi di attesa anche nella nostra regione Veneto è determinato dalla carenza di personale, e quindi noi riusciamo a raggiungere il livello di una qualità del servizio se abbiamo le persone che all'interno del sistema sanitario nazionale in qualche modo ci lavorano. Ultimo tema che è fondamentale è cercare, poi ce ne sono altri ma sul quale insomma se avremo modo possiamo continuare a approfondire, ma è il tema della non autosufficienza. Abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo una popolazione che chiaramente con l'invecchiare incontra anche i problemi, abbiamo tutto un problema di persone non autosufficienti che oggi di fatto sono lasciate da sole in carico alla famiglia. Noi pensiamo che invece un sistema, quello esistente, vada potenziato, ma addirittura nella prospettiva del fatto che l'invecchiamento continua, e se noi andiamo a vedere le proiezioni rispetto al 2030-2035, se non c'è un'inversione di tendenza dal punto di vista economico, di investimento in personale, che si prende in carico queste persone non autosufficienti, il rischio è che queste persone siano completamente lasciate da sole. E anche qui parliamo di una cosa molto concreta che tutti noi viviamo con un genitore anziano o un parente che ha qualche difficoltà, non sai più dove sbattere la testa nel vero senso della parola. C'è soldi, sono tanti soldi. Devi se ce li hai, perché in alcuni casi non ce li hai nemmeno, e quindi sei davvero abbandonato. Quindi noi chiediamo in qualche modo un sistema che dia risposta a questi bisogni di fronte anche a situazioni familiari e individuali che sono chiaramente sempre situazioni non piacevoli e difficili da affrontare, che invece può permettere una risposta di qualità, e che vuol dire anche lavoro di qualità, ma in qualche modo anche una qualità della vita di chi magari anche non autosufficiente ma può continuare in qualche modo in una vita dignitosa e avere risposte dal sistema sanitario nazionale, così tra l'altro come è previsto in Costituzione, perché il diritto della salute, è bene ricordarlo, lo dico in conclusione, è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Siccome abbiamo ancora qualche minuto, altre aree prioritarie sono salute e sicurezza sul lavoro, salute mentale, dipendenze, consultori, farmaceutica e ricerca. Sì, nel senso che questi sono temi che chiamarli secondari non è neanche corretto, ma meno centrali rispetto alla nostra proposta, ma sia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema centrale per il sindacato. Sappiamo purtroppo che la cronaca ci parla di situazioni drammatiche e morti sul lavoro ogni giorno purtroppo, e anche qui ritorna il fatto che abbiamo la necessità di un piano di investimenti nell'ambito in particolare di assunzioni, garantendo anche una qualità del lavoro di queste persone, gli ispettori dello Spisal così come del Ministero, che in qualche modo rispondono alle esigenze di un sistema produttivo particolarmente diffuso, e qui mi riferisco chiaramente al Veneto, nel quale se un ispettore ci impiega 20 anni a fare il giro di tutte le aziende, è chiaro che non possiamo pretendere un sistema che previene gli infortuni, che previene le morti del lavoro e via dicendo. E parlo soprattutto di prevenzione, perché il nostro obiettivo è soprattutto la prevenzione, perché in qualche modo la repressione è solo una piccola parte dei casi più emblematici dove c'è l'urgenza di intervenire immediatamente. Poi vedremo se parleremo di salute mentale, dipendenze, consultori, farmaceutica e ricerca, sono altri aspetti importanti, quindi una legge dettagliata e poi vedremo come si ricavare i finanziamenti. Pubblicità qualche secondo, dopo la pubblicità daremo la parola all'altro nostro interlocutore per l'altra proposta di legge che è altrettanto interessante, poi se il tempo residua vedremo come raccogliere poi gli eventuali finanziamenti necessari. A tra poco. Rieccoci insieme. Adesso vorrei dare la parola a Maurizio Ferron, segretario CGIL del Veneto, perché parliamo di appalti, più tutela a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto, più garanzie per i dipendenti diretti dei committenti. Cosa si intende per appalti? Giusto, domanda da cui partire senz'altro. Cosa intendiamo quando parliamo di appalti? Intanto parliamo di come è organizzato il nostro sistema produttivo in generale,
Tra l'altro gli appalti li troviamo sia come committenti l'ente pubblico, sia appunto in tutti i settori privati, praticamente in ogni luogo di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori in appalto sono un po' più di 3 milioni, sono sottostimati anche, insomma, tra i 3 e i 4 milioni in Italia, sui 24 complessivi di lavoratori tra dipendenti e autonomi. Quindi è una fetta importante. Ma in realtà il sistema degli appalti è un sistema che ha permesso in questi anni a tutto un sistema produttivo, quindi alle aziende, di esternalizzare, appaltare, pezzi di attività, pezzi di servizi, eccetera, via via scaricando in basso i costi, quindi riducendo i costi e come conseguenza per le lavoratrici e i lavoratori riducendo salari, diritti e anche condizioni di sicurezza, condizioni di lavoro. Quindi quando parliamo di appalti non parliamo di quel pezzettino lì che riguarda direttamente i 4 milioni e circa di lavoratrici e lavoratori, ma parliamo di come è organizzato tutto il sistema produttivo e anche la qualità del lavoro. Detto questo, 2 dati mi sembra utile richiamare. Il primo è che il 67%, i 2/3, degli infortuni mortali o molto gravi avvengono nel sistema degli appalti. E non è un caso. Quindi non sono lavoratori dipendenti dall'azienda per lo più, formati come dovrebbe essere, eccetera, oppure abituati, ma sono persone che lo svolgono da esterni. Sì, quindi svolgono da esterni all'interno dello stesso luogo di lavoro, spesso, qualche volta in luogo altro, ma svolgono a volte lo stesso identico lavoro dei lavoratori dipendenti della casa madre, insomma dell'azienda committente, per capirci, però a condizioni molto peggiori dal punto di vista dell'applicazione contrattuale, del salario, ma anche delle condizioni di salute e sicurezza, tant'è, come dicevo prima, che questi sono i dati. Ma di questo non è responsabile l'azienda committente, appaltante, ma l'appaltata? Adesso arriviamo, perché invece c'è una responsabilità del committente. Secondo dato, che mi pare pure significativo, è che il rapporto dell'attività nazionale anticorruzione e anche dell'Ispettorato del Lavoro ci dice che nel 2025 accertati ci sono state quasi 15.000 segnalazioni di appalti illeciti e l'ANAC, l'attività anticorruzione, segnala appunto che proprio nel sistema di appalti, subappalti, forniture e così via si annida, si apre, per così dire, la possibilità concreta di infiltrazione delle organizzazioni criminali. E questo anche in Veneto. Il Veneto, tra l'altro, per segnalazioni di minacce o intimidazioni agli amministratori locali sul sistema degli appalti, siamo la 7ª regione in Italia, quindi non proprio l'ultima, ecco, segno che è molto investita anche la nostra regione su questo. Allora, che cosa diciamo rispetto a tutto questo? Con la proposta di legge che appunto presentiamo, noi vorremmo far ritornare gli appalti a quello che era lo spirito e la condizione che la legge prevedeva prima di tutta quella deregolamentazione che è avvenuta nel 2003 con la legge Maroni. E quindi ricordiamolo a chi non se lo ricorda. Ecco, che cos'era. allora, un appalto dovrebbe aiutare a fornire un'attività di tipo professionale molto specifica. Faccio un esempio. Se io sono un'azienda e produco biscotti e ho bisogno dell'elettricista che mi faccia l'impianto elettrico, ho bisogno dell'elettricista, quindi è evidente che quella è un'attività di tipo professionale. Altra cosa è invece come si è sviluppato poi nel corso di questi 20 anni o poco più, un sistema che invece delega la produzione dello stesso articolo per cui la casa madre è titolare, per così dire, a via via laboratori di appalti e subappalti. I casi più eclatanti sono anche le inchieste
del procuratore di Milano, che hanno svelato appunto un sistema che riguarda le più importanti case moda, che delegavano la costruzione, la realizzazione di borsette che poi vendono a prezzi tra l'altro molto, molto elevati, a laboratori che via via arrivavano anche a situazioni di assoluta clandestinità e irregolarità. Ecco, questo è il sistema degli appalti. Allora, che cosa diciamo? Noi chiediamo con la proposta di legge di integrare, mettere mano all'articolo 29 di quella legge là, quella della legge Maroni del 2003. Quell'articolo prevede appunto il sistema degli appalti, prevedendo tutta una serie di misure che vadano ad escludere la concorrenza a ribasso e il dumping, quindi anche la concorrenza sleale verso le aziende, ecco, perché a pagare sono i lavoratori sicuramente, ma c'è anche una concorrenza sleale che riguarda le aziende, e riportare invece gli appalti semplicemente nel loro alveo, che è quello più legittimo, cioè quello di fornitura di prestazioni di tipo professionale specifico. Ecco, quindi questo è fondamentale. Per l'azienda appaltante che differenza ci sta tra una cosa e l'altra? Allora, le proposte di legge cosa dicono? Intanto questi 4-5 punti chiariscono bene qual è l'obiettivo di fondo. Il primo è questo: se le lavoratrici e i lavoratori di una ditta in appalto svolgono la stessa attività della ditta committente, ho fatto l'esempio delle borsette, certo, ma vale per qualsiasi tipo di attività naturalmente, devono aver diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori e delle lavoratrici della ditta committente. Fanno lo stesso lavoro, stesso salario. Stesso lavoro, stessi diritti. Questo è il primo aspetto. Va detto, tra l'altro, che nel sistema degli appalti pubblici in questi ultimi anni è intervenuto qualche miglioramento nella normativa e questo disgraziatamente a causa di quei gravi incidenti che ci ricordiamo tutti, da Brandizzo nelle ferrovie, l'S Lunga a Firenze, a Bologna la centrale dell'Enel, sono morti annegati quei lavoratori, e poi quelli in Sicilia soffocati di fatto, insomma, ecco. A seguito di queste gravi situazioni è stato modificato il codice degli appalti pubblici inserendo, per così dire, anche lì non solo delle responsabilità del committente, ma anche dei controlli e delle limitazioni rispetto agli appalti. Ecco, noi vogliamo però che queste tutele valgano per tutto il mondo del lavoro, per quello pubblico e per quello privato. Quindi il primo punto è stesso lavoro, stessi diritti, certo, e stesso salario. Questo vale anche per eventuali lavoratori cosiddetti autonomi che lavorano negli appalti, perché anche lì si annida il falso lavoro autonomo spesso, in cui le ditte committenti, giusto per pagare meno anche in questo caso, danno in appalto un lavoro chiedendo poi, insomma, che il lavoratore si apra la partita IVA. Quindi anche per i lavoratori autonomi deve valere lo stesso principio, stesso costo. Altra cosa, come avviene negli appalti pubblici, la ditta committente non può semplicemente prevedere un appalto stabilendo un costo, ma deve anche definire quante sono le ore di lavoro e i lavoratori necessari per fare quel lavoro lì. E qui c'è il tema vero della salute e sicurezza, perché la ditta che concorre per assegnarsi quel lavoro, per vincere l'appalto, per l'appunto, le ditte che concorrono, via via offrono costi più bassi, e dov'è che tagliano i costi? Sul numero delle persone e sulle ore lavorate. E la fretta, la velocità provoca quegli incidenti che sappiamo, questo è palese. Quindi questo è l'altro elemento, quindi bisogna, come avviene peraltro negli appalti pubblici, definire tempi e personale necessario, oltre che naturalmente eventuali costi. Altro aspetto che riguarda sempre salute e sicurezza, ma anche condizioni e diritti, è la responsabilità del committente nel caso in cui
la ditta appaltatrice non versi i contributi, o paghi in ritardo gli stipendi o non... E come fanno a saperlo? Lo sanno perché i lavoratori a quel punto segnalano, per così dire, che non hanno ricevuto la busta paga. Questo avviene. E quindi succede? Ecco, succede, sì, e quindi deve in questo caso la ditta committente farsi carico di quello che è il pagamento degli stipendi, o nel caso di abbandono dell'appalto, finto fallimento dell'azienda, cose che avvengono, farsi carico anche dei mancati contributi versati, a proposito di temi che riguardano poi la pensione. Ecco, infine l'altra cosa che è importante è l'obbligo di fornire informazioni, parliamo di tutte ovviamente le aziende committenti in questo caso, ai rappresentanti sindacali o alle organizzazioni sindacali, rispetto agli appalti che vengono utilizzati dentro la propria attività, perché questo permette di avere un controllo e anche di avere una maggiore tutela per quelle lavoratrici e lavoratori. Allora, raccolta firme, dove firmare in pochi secondi e cosa sostanzialmente fare? Si può firmare online attraverso i nostri siti, attraverso i siti dei comitati che propongono la legge di iniziativa popolare, attraverso anche il sito del Ministero della Giustizia nell'ambito delle leggi di iniziative popolari, o presso le piazze, o meglio dove siamo noi coi banchetti, e da oggi in poi noi chiaramente avremo più di un'occasione per incontrare le persone e quindi raccogliere la firma cartacea, e in qualche modo anche dialogare con tutte le persone che sono interessate, con lavoratori pensionati, lavoratrici e pensionate, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi proposta, perché le nostre due proposte vogliono andare a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e alle esigenze per quanto riguarda un diritto fondamentale e costituzionale come quello della salute. Non occorre essere iscritti al sindacato, chiunque no. Quindi può recarsi ai banchetti che si vedranno, che da adesso in poi ci sono sul territorio, oppure può farlo online con CIE o SPID, giusto? Esattamente. Questa è la cosa importante. Ricordiamo tutte le sedi dello SPI-CGIL presenti sul territorio, ecco le quali vediamo con i numeri di telefono e la mail, che servono per avere informazioni su queste due leggi di iniziativa popolare, per chi desiderasse ovviamente, oppure per avere informazioni su come fare da casa per chi non può muoversi, ma anche l'altra cosa, andare a recarsi per farsi controllare la pensione, che è una cosa sempre che fa bene. Oppure proiezioni di quella che sarà la pensione, giustamente come ci scrivono alcuni, che magari di la competenza, in questo caso se non è proprio dello SPI, una persona viene mandata al patronato, insomma, per avere una mano. Allora, siamo giunti al termine. L'ultima cosa, quante firme dovete raccogliere? Allora, perché la legge di iniziativa popolare sia tale e quindi la possibilità di essere incardinata in Parlamento, servono 50.000 firme, ma noi ci poniamo obiettivi molto più ambiziosi e quindi vogliamo raccogliere le firme di più cittadini possibili nella nostra regione e chiaramente in tutto il paese. Raccolte le firme, cosa succede? Raccolte le firme, passano 6 mesi, abbiamo 6 mesi per poterle raccogliere, quindi in autunno ci rivedremo e a quel punto il Parlamento dovrà discutere delle nostre proposte. Perfetto. Allora, grazie Giacomo Vendrame di essere stato qui con noi, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie a Maurizio Ferron, segretario CGIL del Veneto, grazie a voi di averci seguito, vi invito poi a rivedere la puntata su YouTube ma anche sul web e naturalmente a prendere i contatti con le sedi se avete bisogno. Buon proseguimento.